Chi è Angelo? Chi è Angelo? Allora, io dico sempre che Angelo oggi è diventato il giocattolaio matto, ok? Realmente sono stato sempre un giocherellone, come mi chiamavano sempre, no? Che gli è piaciuto sempre sognare, no? Quindi cercare di non avere un sogno a breve termine, ma un sogno a lungo termine. Oggi diventato papà di una piccola di 5 anni, che la voglio molto molto bene. E questo è quello che succede quando si parla dei figli. E quindi, oltre che papà, Angelo è un piccolo sognatore, lo dico sempre. Il mio mondo me lo permette di esserlo, il mondo dei giocattoli, e questo è quello che voglio essere. È il motivo per cui hai portato avanti i tuoi sogni. Certo, è quello che porterò avanti e spero che sarà il mio lavoro.